Salvini, se si votasse domani mattina, quindi l'NCD non ci sarebbe nell'alleanza? Dal mio punto di vista no. Lo conferma più volte Matteo Salvini, incalzato dal direttore di Antenna 3 Domenico Basso ad X News. Per il segretario federale della Lega Nord, l'alleanza Lega Nuovo Centrodestra non è presentabile alle prossime regionali. Il diktat non poteva essere più chiaro. La questione è nazionale, l'attacco diretto è ad Alfano, ma per Salvini è impossibile immaginare alleanze con chi sta portando avanti leggi incompatibili con la volontà dei veneti. Se la sicurezza e l'immigrazione sono un problema anche per il Veneto, io come faccio a riallearmi con una forza politica che sta governando con Renzi in questa maniera? Inappellabile, dice che preferisce perdere qualche voto che fare ammucchiate, ma poi aggiunge: Poi siamo un movimento autonomista, quindi è chiaro e evidente che sentirò anche Flavio Tosi e Luca Zaia. Appunto, Zaia, che conferma di avere lavorato bene con l'NCD, avvisa che le regionali sono ancora lontane, ma ribadisce la posizione del segretario. La questione che pone il segretario è una questione di altro tipo, ovvero dice l'alleanza la si farà con chi comunque non condivide le sfide di Renzi, condivide le nostre sfide. A me sembra logico questo. L'NCD messo alla porta non la prende con filosofia. Aspettavamo avere delle risposte all'interno del Veneto, al di là di quello che proviene da Milano o meno. Valuteremo la situazione perché, come ho detto, ci sono anche altre possibilità e altre opportunità. Alla voce opportunità si legge presentarsi da soli o correre col centro-sinistra, ma questa ipotesi al momento appare peregrina. In questo momento di difficoltà, di rinascita e di formazione di una nuova aggregazione si possa anche correre da soli per misurare le forze e anche per effettivamente cercare di costruire qualcosa di nuovo e di diverso.